Ripercorriamo ovviamente la tua carriera, sei molto giovane, però hai iniziato a collaborare prima con tuo padre a Torino, intorno alla prima o seconda terza superiore se non sbaglio. Diciamo chiaramente come ogni figlio guidatore ho cominciato ad attaccare cavalli a 11-12 anni così, poi in realtà stavo facendo il liceo, mio padre ha avuto brutti incidenti tra la seconda e la terza liceo e si è fratturato, è stato 3 mesi in ospedale per riassumere a letto, per cui sono andato a lavorare al posto suo. Da lì ho cominciato a capire che era la mia strada, ho finito il liceo perché avevo cominciato una cosa, mi piace finirla, però appena finito il liceo ho cominciato a lavorare a tempo pieno con mio padre, adesso sono 10 anni. Adesso la domanda classica, qual è il cavallo che più di tutti hai nel cuore? E poi ti chiedo di ripercorrere anche i Gran Premi. Non è una di quelle con cui ho fatto i Gran Premi, ma è la cavalla di famiglia che è Vodka Bay. Una cavalla, mio padre ha comprato alla nonna, abbiamo allevato la mamma che ha vinto un Gran Premio con mio padre, il Gran Criterium Filli, ed è il mio primo Gran Premio d'artiere. Lei l'ho domata io, l'ho sempre guidata io, quindi è una cavalla veramente nel cuore. I Gran Premi fondamentalmente i risultati sono 3. Ero arrivato quarto nel nazionale Filli con Zeferman, una cavallina che abbiamo creato noi. Più recente Bujumbura, e l'altro giorno a Monte Giorgio ho corso veramente molto bene. E poi da catch avevo fatto un quinto con Toscarella nell'Encat facendo il suo carriera che fece 12,4 2000 metri, correndo molto bene, però è chiaro è una categoria veramente difficile. Ti chiedo cos'è che ti colpisce di più in un cavallo e com'è un po' il tuo rapporto, o meglio come costruisci tu il feeling? Cosa mi colpisce più in un cavallo? Principalmente devono avere testa, perché devono essere cavalli con cui è piacevole lavorare e di base hanno una specie di intelligenza loro. È chiaro che non è la stessa intelligenza di cui parliamo noi delle persone, è molto più istintiva. Partendo da quel punto devi poi riuscire a lavorarci bene tu e creare un feeling tu. È chiaro che devi avere delle nozioni di base, devi sapere come crescere un cavallo fin da puledro e diventare il suo punto di riferimento, facendoti rispettare ma senza spaventarlo eccessivamente, perché sennò crei un cavallo ingestibile. Ecco, il lavoro con tuo padre, come lo imposti? È chiaro che le mie nozioni vengono quasi tutte da quel che mi ha insegnato lui, e in parte da quel che ho tra virgolette rubato in giro, cercando di vedere i nostri vicini, i nostri compagni di lavoro cosa facevano, per cui ti crei un bagaglio culturale. E cerchiamo sempre di confrontarci, di scambiarci i cavalli, di scambiare idee continuamente, perché magari anche avendo le stesse nozioni a uno viene un'idea che all'altro non viene in quel momento. Ti chiedo come vivi la competizione con i colleghi e con te stesso? Con i colleghi è abbastanza semplice, la competizione in pista, fuori si cerca di mantenere un rapporto più cordiale o civile, dipende dalle occasioni possibile, e la realtà è quella, perché non puoi essere tra virgolette nemico di una persona fuori, bisogna essere solo avversari in pista, se no non puoi vivere. E con me stesso sono molto esigente e quando sbaglio fatico onestamente a dormirci sulla notte, cerco sempre di studiare i miei errori per capire dove posso migliorare. Ecco, quali sono gli obiettivi che hai raggiunto? Sono riuscito ad arrivare a essere a un certo livello come persona e riuscire a entrare in una routine, perché le prime volte veramente la tensione rischia di ucciderti, e invece a gestire la propria vita e cominciare a correre dando importanza all'evento ma riuscendo a non farsi pressare troppo dall'ansia è una parte importante. Parliamo dei tuoi interessi fuori dalla pista. So che tu sei un grande appassionato di basket, o meglio ti piace, ma c'è uno sportivo che più di tutti per te è un esempio? Io sono cresciuto nell'epoca del secondo Michael Jordan, quando è tornato a giocare. Quando è rientrato è uscito uno spot che era centrato perfettamente, dove lui diceva: potete dirmi che sono invecchiato, che sono più vecchio, che non sono più quello di prima, che sono più lento. Il riuscire a prendere tutti i lati negativi, tutte le critiche e trasformarli in energia positiva per cercare di migliorarsi, anche accogliendo le critiche, perché spesso magari sono anche giuste, è una parte molto importante del lavoro. Ami leggere?
e se vuoi anche citare qualche frase che un po' ti rappresenta o magari le letture che preferisci. Io ho 2 libri che fondamentalmente tengo sempre sul comodino per motivi diversi. Il primo è 1984 di Orwell, perché trovo che per l'epoca in cui sia stato scritto sia drammaticamente reale e attuale e tante cose vanno ricordate perché il passato spesso si ripete. E il secondo è il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, principalmente perché Wilde è un esteta e per la bellezza in sé, non tanto per l'utilità. Io sono una persona estremamente pragmatica, quindi ritengo che avere costantemente davanti qualcosa che sia l'esatto opposto della mia visione della vita riesca a mantenere aperti i miei orizzonti. Chiudiamo, ti chiedo un messaggio per chi magari non conosce questo ambiente, si vuole avvicinare. Per gente che non conosce l'ambiente e che si deve avvicinare, principalmente dovremmo fare qualcosa noi, perché a livello di immagine siamo ancora visti troppo male da chi non conosce questo mondo. Bisognerebbe riuscire di più a far vedere dietro le quinte al fatto che il cavallo non è trattato solo come un oggetto, ma è un compagno di vita.